Allora, 3, 2, 1. Cominciamo con fare il punto della situazione per la cittadinanza e per Castelfranco. Quando lei ha detto che è un cadavere eccellente all'ospedale, cosa intendeva dire? Ma è chiaro, la sala era piena, tutti hanno convenuto sul fatto che un ospedale che ha 2 piani al grezzo e ce li ha lì da una vita non può essere un cadavere eccellente. Questo non è riferito alle cure sanitarie o al futuro dell'ospedale, anzi ci abbiamo investito, a Castelfranco si fanno delle cose che prima non si facevano. Una per tutte abbiamo portato l'Istituto Oncologico Veneto, abbiamo dato inaugurazione ad esempio non più tardi una settimana fa, il giorno appunto di queste dichiarazioni, dell'avvio dei cantieri per 7.300.000 euro per 4 bunker di radioterapia. Ma ripeto, lì c'erano 2 piani al grezzo da una vita e il sottoscritto li ha ristrutturati, non quelli che chiacchierano. Ecco appunto, lei dice una cosa importante, non creare una no-fly zone politica per quanto riguarda la sanità. Ma guardi, io capisco che a Castelfranco si va a votare in primavera e ne vedremo di tutti i colori, però è pur vero che quando si parla di salute, di sanità, bisognerebbe anche pensare ai cittadini che sono a casa e che magari hanno uno spaccato che poi non è reale. A Castelfranco è indubbio che la Regione del Veneto ha investito tanto, sta investendo per creare un vero e proprio centro della salute. Questo è sotto gli occhi di tutti, del resto i 2 piani al grezzo non ci sono più. Ovviamente sì, è stata fatta questa scelta, ma nel mese della prevenzione del tumore al seno spieghiamo alle donne, che l'ho fatto dire dal mondo scientifico questa mattina, spieghiamo alle donne che la vera sfida è quella di fare un ambito osservatoriale, cioè fare una prevenzione direttamente su misura, ed è esattamente quello del quale abbiamo parlato stamattina. Si parte già con 2 ULS come modello e si confronteranno i dati con la terapia e lo screening tradizionale. Ad esempio alcune donne dicono che il medico di base non vuole farmi fare la mammografia. Ma guardi, questo è uno dei temi. Direi di farlo dire direttamente ai prof che abbiamo portato questa mattina. Il medico di base, se ritiene opportuno, può prescrivere la mammografia. Non è vero, ma è stato confermato anche questa mattina, le linee guida dicono questo. Sì, ma questo sta a significare che le donne sono molto attente a questo tipo di tumore. Ma è giusto che ci sia così, come attenta alla LILT, che ringraziamo, e tutte le associazioni che fanno animazione. Non dimentichiamo che anche quest'anno si è chiuso una bella campagna di screening con oltre 195.000 donne che hanno aderito, cosa che accade in alcune regioni in maniera minore, in altre regioni non si fa neanche. Ricordiamo che in alcune regioni d'Italia non si fa lo screening. Ecco, qual è il messaggio alle donne venete da parte della regione proprio in questo tema? Il messaggio è che le scelte che si fanno sono scelte di natura scientifica, che non facciamo noi come amministratori, in base a linee guida come quelle della Breast Unit. Quando abbiamo scelto di fare le breast unit, cioè di convogliare e dar vita alle unità senologiche, molte donne dicevano, magari animate anche da qualche operatore della sanità, è sbagliato. Oggi invece abbiamo avuto ragione, perché le linee guida dicono che un medico, o meglio un chirurgo che opera un tumore al seno, deve avere un team operatorio che fa almeno 150 interventi al seno. Quindi abbiamo dedicato al tumore al seno dei team operatori su misura, e la donna viene seguita in tutto il suo percorso. Prova ne sia che la rete oncologica veneta lavora a fianco dei team operatori senologici e tutto il mondo della radiologia e quant'altro. Mi spiace che qualcuno dica in giro che non si fa la prevenzione, non si fanno alcune attività per una questione di soldi o di insensibilità. Questa mattina avete sentito luminari che dicono che le linee guida internazionali ci portano in un'altra direzione, che è quella di fare l'abito su misura, fare la prevenzione su misura e non andare di screening a prescindere, perché abbiamo visto ad esempio che sulle donne mutate, quelle che hanno un potenziale di sviluppare al 70% un tumore al seno, ad esempio non è indicata la mammografia, ma bensì la tomosintesi, che è un altro tipo di esame. Possono muoversi anche altre anime, perché la manifestazione è organizzata e appoggiata anche da Fontana, insomma ci sono molte anime critiche. Parallelamente gli indipendentisti formano un altro partito per difendere l'autonomia, perché insomma dicono la Lega ha tradito. Penso che siamo in democrazia, ognuno fa quello che vuole. Le mie credenziali sono che ho celebrato un referendum dell'autonomia quando qualcuno anche del mondo indipendentista diceva che era una presa in giro fare il referendum, e diceva magari che non si poteva fare il referendum. Abbiamo vinto una causa importante in Corte Costituzionale e abbiamo portato a casa il referendum. Abbiamo avviato un percorso di trattative, prima col Gentiloni, abbiamo firmato per 4 materie, poi col Conte 1 che è stato infausto, inconcludente, adesso vedremo col Conte 2 come va a finire. Se qualcuno ha altre soluzioni non fa altro che dirlo. Io conosco solo una strada, che è quella della legalità. E questa manifestazione in piazza a Roma? E io ci vado. E parla anche a Venezia, insomma, per portare una manifestazione anche a Venezia.
Guardate, non si può vivere tutto il giorno pensando e chiedendo al Presidente della Regione se va in piazza. Io ho dimostrato con i fatti come si fanno le cose. Ho portato a casa le Olimpiadi quando tutto il mondo si stava distraendo dall'altra parte. Ho portato a casa il patrimonio dell'umanità per le colline di Valdobbiadene e del Conegliano quando gli altri ormai non ci credevano più e voi scrivevate che avevamo già perso tutto, anzi loro. E ho portato a casa la partita della Pedemontana quando tutti la consideravano ormai persa, invece concludiamo il cantiere 2020. Io sono abituato a lavorare, le altre robe le lascio agli altri, sono un pratico, un pragmatico.